Bene coach, parliamo della partita di domenica, arriva Brescia, do lei la parola per il nostro primo. Grazie mille, buongiorno a tutti. Brescia gioca bene, una partita per settimana, preparata e molto competitiva come tutte le squadre in Italia. Questo è un campionato molto molto complicato, però noi con voglia e possibilità di vincere. C'è qualcun giocatore di più in rotazione, dunque vogliamo continuare a vincere. La squadra, quindi il coach, sta meglio? C'è il giocatore di top? Penso che sì, penso che una squadra che ha capacità di vincere con 102 punti fatti a casa di una squadra ottima. Non lo so se avete questa informazione, loro hanno vinto prima squadra in Francia quasi da 30 a campo di loro, dunque gli allenatori hanno preparato e loro hanno giocato a un livello ottimo. Difesa sempre dovrebbe essere meglio, però squadra che può mettere così tanti punti vale tanto. Senta coach, cosa le è piaciuto della partita di Burci? Perché la squadra ha giocato un ottimo terzo quarto, punto testa una squadra forte. Attacco e dopo di questo problema grave, questo da più 19 a meno 1, non siamo mollati, perché in teoria queste partite si perdono. Loro hanno trovato tanta personalità e tornare a vincere. Ecco, dopo Fernandez rientra anche Moretti domenica? In questo momento no. In questo momento no? No. Coach, un pensiero alla Final 8, lo facciamo oppure andiamo gara per gara? No, se hai risposto tu adesso pensiamo e andiamo gara per gara, non ci sono opzioni, dobbiamo pensare e andare gara per gara. Siete coach Brescia, sta facendo molto bene, sono secondi, è anche un test importante per noi perché comunque a Burg abbiamo fatto bene e quindi è ancora noi abbiamo fatto bene tante volte. Abbiamo fatto questa stagione con tutti i problemi che abbiamo avuto, abbiamo fatto tante volte bene. Il nostro problema, se sa che cosa è, quando tornano giocatori in rotazione, come ha detto anche di prima di Tortona, perché non ha visto nessuno dopo Tortona. Questa squadra ha possibilità per giocare pallacanestro di un livello alto. Se senza giocatori, senza rotazione, senza giocare una partita con 10, al minimo 10 giocatori, tu non puoi mantenere il ritmo e il risultato, non lo so come sia. E dunque io ho fiducia di questa squadra, e quando ci sono pezzettini di là possiamo vincere contro qualcuno. Senta coach, a proposito di giocatori che rientrano, Fernandez ha fatto molto bene in Francia. Io penso se non vinci, se non gioca per Fernandez questa partita. Mi dà l'impressione di essere un giocatore anche leader proprio. Noi è un point guard. E se io devo giocare giocatore che gioca tutta la carriera a posizione 3 come cambio per uno, per me è un problema, per voi non lo so, per me è un grande problema. Si riferisce a Witter che fa a volte. Ok. Di queste voci di mercato che ci sono state in questi giorni, state magari guardando eventualmente di inserire qualcuno? Ma mi puoi dire qualche cosa di voci, perché anche io voglio sapere. Anche io voglio che si parla di Tucker. Che sarebbe molto Ma contento di qua noi abbiamo un problema con guardie, e sicuro che come era la domanda di tuo collega di Moretti, che abbiamo aspettato questa settimana che torna, ma non torna, è molto difficile allenare, è molto difficile fare. Dunque una cosa sono sicuro, che noi non vogliamo solo nome. Noi, se c'è possibilità per prendere un giocatore giusto, parliamo di questo, facciamo un discorso, perché
non è facile. Però prima di questo posso ripetere, cosa più importante per Reer questa stagione è giocare con questi giocatori che abbiamo firmato all'inizio della stagione. Questa è cosa più importante di tutte. Due parole su Brescia? Brescia è molto bene, una squadra equilibrata, un quintetto equilibrato, una panchina importante. Ho visto 3 partite adesso quando sono stato a casa. Noi con tantissimo rispetto a giocare contro qualcuna squadra, però giochiamo a casa e finalmente speriamo con la stessa energia. Se lo vedi, i nostri primi 20 minuti in Tortona, partita contro Bourges, non c'è qualità, è di là, devi reagire anche a casa. Noi abbiamo i migliori tifosi nel mondo, non lo so perché siamo fermi a casa. Penso anche che ci vuole un po' di più chimica, più di più giocare insieme con questi, come oggi sull'allenamento, tanta energia, che questo anche aiuta, perché uno dei problemi era anche allenamento senza giocatori. Non puoi fare cose come quando sono più o meno tutti, se ti manca uno, se ti manca 2, tutte le squadre nel mondo giocano, ma se ti mancano 4 nella stessa posizione, o se tu hai giocatori feriti che giocano, non allenano, questo è un altro problema. Adesso finalmente siamo tutti, quasi tutti quelli che hanno giocato contro Bur più Amir Sims, dunque significa tanto per noi. Si affronteranno domenica, se non i due centri più forti, forse quelli più continui della stagione, Bilan e Kabengele? Cosa importante è il gioco che fanno loro due sul campo, però dobbiamo giocare con tutti.